Si chiamano tappe di avvicinamento, gli step che si fanno per giungere all'appuntamento cruciale, quello cioè dell'inizio della campagna elettorale. Siamo ormai agli sgoccioli perché tra qualche giorno vanno presentate le liste dei candidati alla presidenza e dei candidati in consiglio regionale. Probabilmente i partiti lo faranno sotto Natale, insomma, come mettere sotto l'albero la letterina su scritto ai calabresi: guardate, queste sono le nostre proposte, vediamo se poi Babbo Natale porterà loro i doni oppure no. Lo sapremo dopo l'Epifania, cioè il 26 di gennaio. Intanto c'è fermento e ci sono tanti temi nel dibattito politico che sono stati immessi. Tra questi oggi tratto un argomento che mi piace molto, i due settori trainanti dell'economia calabrese, l'agricoltura e il turismo. Ne sentiamo parlare tanto, molte forze politiche nei loro desiderata figura appunto l'ambizione, no? Di incidere e di dare a questa regione una sorta di autonomia economica, proprio puntando su queste ricchezze che noi abbiamo, che negli anni però non siamo stati in grado di sfruttare. Tra coloro i quali si candidano puntando proprio su questi due settori chiave c'è Giuseppe Nucera, che è candidato alla presidenza con un suo movimento, una sua come dire, base autonoma di progetto. E oggi per capire, stimolare, vedere cosa si muove in questi due settori c'è con me la presidente di Blu Calabria, Innocenza Giannuzzi. Grazie per essere qui. Nucera, prima di cominciare una cosa la devo dire, le lo dico tranquillamente. È libero, no, non mi è... padrone di casa. Allora, no, lo dico come giornalista e come componente dell'ordine regionale. Non mi è piaciuto l'annuncio che ha fatto per la ricerca del giornalista. Assolutamente, quello non era un annuncio, quello era una battuta goliardica nella difficoltà di trovare un professionista dopo aver girato editori e giornalisti. E quindi l'ho buttata alla goliardia. Io l'ho letta come una caduta di stile. Assolutamente no, direttore. Quindi la chiarisca perché no, è chiarita, tant'è che quella nota che ha fatto un suo collega mi ha aiutato a trovare un professionista, già. Che non viene, come dire, viene inquadrato secondo quelle che sono le regole. Sicuro, io già, già ho uno studio di comunicazione fuori dalla regione che mi ha seguito, mi sta seguendo. Però ho necessità di avere un professionista qui in Calabria. Vedo che i professionisti sono tutti occupati perché ho chiamato diversi editori, oltre che gli amici giornalisti. Alla fine, con quella mia, diciamo, uscita goliardica, ho trovato, mi ha aiutato forse pure il suo collega che ha fatto quella nota. L'importante è che sia, chiarito, perché sennò questa è una cosa che mi ha lasciato un po'. Noi amiamo, sollecitiamo le professionalità, e quindi siamo in linea, assolutamente. Entriamo subito in argomento. Agricoltura e turismo, lei dice, sono il cuore del mio programma, è così o ricordo male? Oltre che il cuore è la mia attività, il turismo. Io parlerei di turismi, perché parlare di turismo è un senso generico. Parliamo di turismi e entriamo nello specifico. La Calabria ha la fortuna, o meglio noi calabresi siamo fortunati di avere una terra, un territorio ricchissimo di opportunità e di risorse per fare turismi. Io opero nel turismo dal 1980. La mia società è stata costituita nell'83, quindi quasi 40 anni di attività senza aver mai cambiato partita IVA e componenti sociali che la compongono. Siamo cresciuti partendo dalle risorse del territorio. Io nell'80 ho fatto un giro della Calabria perché ho aperto la mostra dell'arte popolare calabrese. Ho visto le potenzialità di questa nostra bellissima terra. Nell'83 ho aperto il Tour Operator e continuo a operare, a portare turisti dall'estero qui in Calabria. Ma i turisti
Ma a che livello è il turismo, secondo me? Ecco, il livello qual è? È caduto parecchio. È caduto. Immagine 10 anni di assenza di un assessore al turismo. Quindi questo secondo lei ha inciso... Caspita! Si fermi qui un attimo. C'è molta improvvisazione. Il turismo non è improvvisazione. Il turismo è un'industria, è un'attività di impresa. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto, il fatto della mancanza di un assessore per 10 anni al turismo può essere una delle cause scatenanti di un turismo che purtroppo non decolla. Ma è pur vero un'altra cosa, che non è solamente questo, perché quando parliamo di turismo noi dobbiamo metterci dalla parte di chi viene nel nostro territorio e quindi di quello che vede. Una Calabria oggi nelle condizioni in cui è non è un bel biglietto da visita. Allora, se il dottor Nucera ha affermato che dall'83 sta facendo turismo, perché la sua missione, il suo tipo di imprenditore, non l'amministratore. Il core business è il turismo. Io faccio l'imprenditore. Lei fa l'imprenditore turistico, io faccio l'imprenditore del campo agroalimentare. Però, è una sinergia perfetta. Okay. Allora, dottor Nucera, sono venuti da me gli operatori turistici, i cantieri nautici, a dire: ci dai una mano cortesemente a far ripartire o comunque a sostenere le attività di nautica, di portualità e di attività turistiche. E io pure non appartenevo a quel mondo. Allora, lui, come tante altre persone, perché dall'80 fino ad oggi non si sono associati, non hanno fatto rete, non hanno promosso il territorio, non si sono uniti, non hanno creato delle condizioni tali da presentare nel miglior modo, anche dal punto di vista privato, la nostra regione? Si fermi qui. Forse la dottoressa vive fuori dalla Calabria. Se conoscesse la mia storia di imprenditore, certamente certe affermazioni non le farebbe. Io ho costituito in Calabria l'associazione degli agenti di viaggio, dei tour operator. Ultimamente, dal 2007, sono diventato albergatore, proprietario di 2 strutture alberghiere, dal 2003 gestore di alberghi e ho costituito in Calabria la Federturismo di Confindustria. Quindi l'associazionismo per me è la forza, è quella che mette assieme le varie esperienze e fa rete. Il problema è un altro, che forse la dottoressa non lo vuole affrontare, quella della mancanza di una politica, di governo, di una proposta, di una visione di quella che sono i bisogni della Calabria e del modo come vanno gestiti questi bisogni. Non avere 10 anni di assessore, ma lei sa le incidenze negative. Non abbiamo avuto interlocutori. L'anno scorso la Regione Calabria ha fatto un evento importantissimo con l'Enit. Ha portato in Calabria 600 tour operator tedeschi. Io l'ho sostenuto da presidente di Confindustria facendo riunioni con i colleghi del settore, albergatori, agenti di viaggio, trasportatori, ristoratori, con tutti. Perché mi aspettavo la fase successiva, cioè quella di sezionare questi 600 tour operator tedeschi in mini gruppi invitati da noi. Io personalmente ho messo a disposizione le mie strutture offrendo il soggiorno gratuito a questi minigruppi che dovevano venire qui, invitati dalla Regione, promossi dalla Regione, dall'Enit, per vedere nel dettaglio le strutture nostre, le nostre potenzialità, i nostri servizi. Non è stato fatto, nonostante queste sollecitazioni. Perché? Perché Oliverio non può essere il tuttologo della Calabria, che riesce, bontà sua, a gestire sanità, turismo, agricoltura, fondi europei senza un assessore. Il limite è questo. Per questo noi chiediamo, abbiamo chiesto fortemente che ci sia un assessorato al turismo. Io da Presidente della Regione non avrò nessuna delega, se non quella di coordinare. No, quella del turismo ci sono colleghi, imprenditori, uomini che hanno tanta esperienza che possono fare l'assessore al turismo. Io farò il coordinamento della squadra. La squadra.
soddisfatta della... No, non posso essere soddisfatta, per un semplice motivo. Lui ha elencato tutto ciò che ha fatto, che è Federturismo, quindi una serie di proteste, ma dalle proteste sono passate alle proposte, perché noi come consorzio abbiamo fatto delle proteste in Regione e poi siamo passati alle proposte. Oggi, se la Calabria è presente ai saloni nautici, è perché c'è stata una diretta richiesta da parte del Consorzio Blu Calabria presso la Regione. E sono ben 3 anni, abbiamo fatto Genova, abbiamo fatto il Nautic di Parigi, abbiamo fatto Zagabria e quest'anno di nuovo Genova. Quindi fondamentalmente c'è una Regione che a volte ascolta, magari ascolta e percepisce male, però dalle proteste si è passata alle proposte. Quindi un cambio di mentalità. Okay, un cambio. Dopodiché il discorso dei tour operator tedeschi, a me non mi risulta quello che ha detto il dottor Nucera, perché noi abbiamo partecipato come Consorzio Blu Calabria alle varie tappe negli alberghi che i tour operator hanno fatto, tra cui Cosenza, la zona di Catanzaro, la zona di Tropea, per poi finire a Reggio con quella maestosa cena che è stata offerta dalla Regione Calabria con il presidente Falcomatà. Quindi i tour operator, forse col sindaco Falcomatà, sicuramente dov'è l'errore è presentare la nostra regione, però poi non seguire i passaggi dopo. Cioè, io ho avuto la presenza dei tour operator? Sì. Il proseguio qual è stato? Cosa si è fatto dopo affinché si è stimolato questi, mi sembra 180-300 tour operator a ritornare in Calabria o investire sul nostro territorio? Perché loro la Calabria l'hanno vista, hanno pernottato, hanno conosciuto le aziende, hanno visitato i luoghi e hanno visto tutto il patrimonio. Dello stesso gruppo di tour operator, scusate, sì. perché Anzi, e le dirò di più, che c'è stata un'interlocuzione tra noi e la Regione Calabria, che avevamo dato anche la disponibilità sia sulla zona di Palmi sia sulla zona di Vibo di mettere a disposizione le imbarcazioni di tour del consorzio e far visitare dal punto di vista della costa le bellezze che Si fermi qui. Ma dove sono arrivati? Non sono arrivati questi tour operator? Ma guardi, io non faccio proteste, io faccio l'imprenditore, faccio proposte, sono uomo del fare. E il fare nostro è stato quello di proporre, stando sempre nello specifico, di frazionare i 600 tour operator, non quell'occasione, perché quando sono venuti a ottobre scorso, nel 2018, sono venuti a vedere la Calabria, a gustare una cartolina, si può immaginare. Il problema è di fondo, gli educational tour si chiamano, quelli che si va, l'interessato, il buyer, per usare un termine anglosassone, tecnico, a ispezionare, a controllare la camera dell'albergo, la ristorazione, i servizi del dettaglio, perché poi lui deve comporre tutti questi elementi e fare il pacchetto turistico. È mancato questo, perché ma quindi sono arrivati questi qui o non sono arrivati? Sì, sono arrivati 600 operatori, la regione ha investito 900.000 euro insieme a lei. Hanno investito tanti investimenti fattivali, quello è stato un investimento positivo dal mio punto di vista. Mancato il passaggio, quello di mettere poi, contrattualizzare i rapporti tra i fornitori dei servizi turistici in Calabria e la commercializzazione dei tour operator esteri, il passaggio fondamentale. Questo è mancato. E c'è stato l'incontro, i cosiddetti B2B, tra i tour operator e le aziende calabresi. C'è un altro esempio, no? Dei Taste of Calabria, un progetto che è stato promosso dalla Regione Calabria insieme all'Union Camere, parliamo di ottobre, dove comunque c'è stata la presenza dei tour operator tedeschi che hanno visitato la nostra regione. Quindi funziona questo turismo? Sì, allora, cioè, fatemi capire, non riesco ancora a capire. Allora, il problema dove sorge? Non è che, allora, innanzitutto abbiamo una serie di attività turistiche e una serie di mancanze anche turistiche, partendo da una viabilità che non si può chiamare viabilità in Calabria, partendo da una sbagliata regolamentazione anche
regionale dal punto di vista turistico, no? Noi abbiamo delle leggi che sono ferme, obsolete, ferme agli anni '80, no? Dove io non posso chiedere a un operatore turistico di fare turismo sul litorale 12 mesi all'anno quando ho una legge che mi impedisce di mantenere uno stabilimento balneario più di 120 giorni. No? Vado in contrasto, c'è una legge nazionale sulle case mobili che la Regione Calabria ancora non ha recepito, per quindi nelle aree archeologiche io non posso far trovare nulla, no? Al turista che viene. Quindi abbiamo una serie di scollamenti, no? Di mancanza di connessione. Dopo che io arrivano i tour operator, faccio gli incontri, io devo continuare a promuovere il mio territorio nella regione che è venuta a visitarlo, manca la continuità. Se no qualcosa non siamo all'anno zero. Non siamo all'anno zero. Manca l'assessore questo deve fare. Quindi fare nel concreto, capire, vedere quello che manca e proporre al Consiglio regionale e fare le leggi. Noi in effetti c'è un problema nazionale perché c'è un contrasto di natura costituzionale sulle professioni collegate al turismo, le guide turistiche, i direttori di alberghi. C'è un contrasto che ha bloccato la di poter fare leggi in materia. È un discorso che penalizza molto. Noi non abbiamo più guide, abbiamo pochissimi, direttori di alberghi, direttori di agenzie di viaggi, accompagnatori, sono tutte figure professionali che necessitano di poter essere regolamentate attraverso i concorsi che non si possono fare. Ma non è questo è uno dei tanti problemi. La visione che noi abbiamo, il Movimento La Calabria che vogliamo, è una visione completa di tante. E lei immagini tante piccole rotelle che si mettono assieme e fanno partire l'insieme, la macchina. È questo che noi vogliamo realizzare. Abbiamo proposto ai sindaci della Calabria. Fermi un attimo qui, queste rotelle messe insieme che fanno muovere il motore, mettono in moto, diciamo, la macchina. È di questo che si ha bisogno. Sì, ma bisogna conoscere le rotelle. Perché se noi partiamo dal presupposto che parlava delle guide turistiche, noi abbiamo un'università di scienze turistiche. L'università di scienze turistiche, la Regione Calabria ancora non ha una regolamentazione affinché i nostri laureati possano diventare guide turistiche. Quindi abbiamo un patrimonio fermo perché non abilitati. E questa è una competenza regionale, non è una competenza nazionale. Quindi noi abbiamo un patrimonio di guide che possono essere attivate in qualsiasi momento, che non possiamo utilizzare e che non possiamo soprattutto esportare. Un nostro ragazzo che esce da scienze turistiche può tranquillamente fare la guida, non lo so, toscana. In Calabria no? In Calabria no, perché non è regolamentata ancora. Non c'è un regolamento regionale sulle guide turistiche. È un problema di carattere nazionale, non è un problema regionale. C'è un conflitto di leggi che impediscono alle regioni, se non si supera questo aspetto, e da tanto che se ne parla, di poter fare i bandi, fare i concorsi perché uno diventi guida, e poi la guida ha un territorio, non è una guida che può operare a livello nazionale. Ma guardi, direttore, ci stiamo perdendo nelle pieghe del discorso, quando qui è necessario affrontare tematiche di più ampia portata, che è quella di dare una visione turistica, ma non solo turistica, agroalimentare della Calabria. Veda, io sto sostenendo da tempo l'opportunità, la necessità, e mi auguro che anche le associazioni di categoria del comparto agricolo e agroalimentare comprendano e facciano proprio questa mia linea. Noi andiamo, la Regione Calabria, le Camere di Commercio, Union Camere, organizza delle fiere, workshop all'estero, oggi per l'agricoltura, domani per il turismo. Risorse che si perdono, quando io sostengo che è necessario, fondamentale, fare camminare assieme questi due binari. Perché se andiamo assieme, agricoltura e turismo, ad aggredire un mercato tedesco, qualsiasi mercato, ci presentiamo come una forza organica. Ma se oggi va l'agricoltura, domani va l'agroalimentare, dopodomani va il turismo, disperdiamo delle risorse.
quando possono essere messi assieme e quindi presentarci con un brand forte, agricoltura e turismo, volano di sviluppo della nostra regione. Io forse vivo in un'altra regione, che non è la Calabria. Noi, e questo è possibile andarla a visionare, abbiamo presentato, ma non perché l'abbiamo richiesto noi, un progetto Regione Calabria, Union Camere, The Taste of Calabria, dove è stato presentato e avvallato dalla Regione Calabria e dall'Union Camera il progetto Il Distretto del Cibo Incantato, dove abbiamo presentato le eccellenze enogastronomiche dell'area Reventino-Savuto e insieme la parte storica, le vie dei castelli, dalle fate del Reventino ad arrivare al castello di Aiello Calabro, passando per Cleto, che è l'unico borgo calabrese dove sussistono due castelli, il castello del Savuto e il castello di Cleto. Quindi in questo caso agricoltura e turismo hanno camminato sullo stesso binario. Lo stesso progetto, perché non è un progetto che è nato ad ottobre ma è iniziato a gennaio, è stato traslato sempre in varie manifestazioni in Germania, dove sono state abbinate agricoltura e turismo. Non ci dimentichiamo, a me non è piaciuta come è stata condotta, però al BIT è stata presentata Crotone ad esempio, ma al contempo l'Anduia di Spilinga, quindi agricoltura e turismo ancora insieme. Ma ribadisco, il problema non è, il problema di comunicazione, è il dopo comunicazione, perché se io presento e lancio lo spot, la Calabria del turismo e dell'agroalimentare, e poi non continuo a vendere il prodotto, perché poi diventa un prodotto turistico, un prodotto da vendere, e non continuo ad influenzare i possibili acquirenti di quel prodotto, e aver speso del tempo e non aver portato una ricaduta sul territorio. Però attenzione, quando parliamo di una regione turistica, ecco perché bisogna vedere sempre, come ho detto prima, i meccanismi. Dobbiamo ricordare che abbiamo dei gap che dobbiamo andare a recuperare, ma sono gap visibili. Noi abbiamo una costa tirrenica dove purtroppo abbiamo un'erosione costiera e io non posso pretendere di fare turismo, di far investire agli imprenditori se non blocco una situazione, giusto? Abbiamo un problema di depurazione. Io non posso chiedere a un tedesco di venire in Calabria e poi non si può fare il bagno nel mare. Abbiamo un problema di viabilità. O lanciamo le mulattiere della Calabria oppure cerchiamo di migliorare le nostre strade. Abbiamo un problema che ormai è sotto l'occhio di tutti, specialmente quando aumenta la presenza in Calabria, che è quella dell'alcazzatura, giusto? Cumuli, abbiamo la nuova urban art calabrese, geometrie variate, ma esiste. Beh. Allora, se noi non risolviamo questi problemi a monte, non possiamo pretendere di essere una regione prettamente turistica. È d'accordo lei? Guardi, per me è finito il tempo del pianto greco. Io da imprenditore, uomo del fare, affronto il problema, lo aggredisco e do una soluzione. BIT. La dottoressa ha fatto un accenno alla BIT. La BIT è uno spreco enorme, consente solo a chi è assessore, sindaco o presidente di regione di andare lì a fare qualche conferenza stampa. Non è quello che vogliono gli operatori turistici, ormai è superata quel tipo di manifestazione, sono risorse che vanno spese diversamente. E io la proposta ce l'ho, come spendere diversamente quelle risorse. Qual è? Pagare il biglietto aereo agli anziani d'Europa per venire in Calabria in bassa stagione per svernare qui da noi, per stare per lungo tempo. Dobbiamo superare il piagnistei, dobbiamo essere positivi, una comunicazione forte, positiva. E per questo Nucera Presidente istituirà l'assessore alla reputazione. Prima, per educare i calabresi, che parlano male più degli altri della Calabria. Il secondo, per dare una comunicazione forte all'esterno, per recuperare quell'immagine di calabresi operosi, calabresi propositivi, uomini del fare, e unire in questo progetto i calabresi che hanno avuto successo all'estero,
Tutti insieme, insomma. Calabresi residenti e questo. calabresi che hanno avuto successo lì. Io farò, recupera queste intelligenze. promuoverò un club dei calabresi uomini del fare, che stanno a Cosenza, e per accedere a questo che stanno club, a New York, che stanno in giro per il mondo. Ma per essere iscritti a questo club quali sono essere le operativo, imprenditore, uomo del fare, E senza pianto greco. E chi decide? Il club si dà dei suoi organismi, con la presenza dell'ente regionale, con la presenza dell'Associazione Calabrese all'estero, che è una grande risorsa che non può essere sfruttata solo per fare piagnistei e fare passerelle. Benissimo, devo andare alla pubblicità, ci vediamo tra poco, risponde subito dopo la pubblicità. Sicuramente. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Torniamo in studio. Giannuzzi, lei si potrebbe iscrivere al club? No, assolutamente no. Non intendo iscrivermi a nessun tipo di club, ma per un semplice motivo. Quando il dottor Nocera dice noi paghiamo il biglietto aereo agli anziani, ma perché la mia terra che cosa deve diventare? La Puglia deve essere una terra ricca di giovani e poi gli anziani. E perché lui come le inserisce? E soprattutto, parlo della bassa stagione, sto parlando lei del turismo forse non ha chiara cos'è l'industria turistica. Dottor Nocera, sto parlando io. Sto parlando del turismo sociale, della bassa stagione, escluso luglio-agosto. Cioè noi potremmo vivere di turismo con gli anziani d'Europa, come avviene nei paesi iberici, Portogallo, con i campi da golf, dottor da Nocera, realizzare. mi risponde Cioè, dopo, non è in campagna elettorale. Che vanno messe in campo, io non fai, guardi, io dottor Nocera, mi deve far finire il ragionamento. Perché la mia attività è quella di promuovere la Calabria da imprenditore, come l'ho fatto portando i turisti qui in Calabria dal 1992 mi fa rispondere con il dottor Nocera e abbia rispetto dell'altra controparte. In Calabria e con tutte le ricadute che ci possono creare nel campo dell'agricoltura e così via. Facciamo rispondere a Giannuzzi. Se dà il permesso il dottor Nocera e rispetta la controparte della risposta. Una signora poi mancherebbe galanteria. Non mi sembra, dottor siamo Nocera. in un dibattito, quindi non è che stiamo Allora facendo... lei quando io finisco il mio discorso mi risponde. Prego, dottoressa. Perché non è in campagna elettorale, in questo momento stiamo... Io sono qui a ragionare, io faccio ragionamenti. E deve fare il ragionamento anche dall'altra parte, perché se lei mi dice dobbiamo fare un turismo che è destagionalizzato, ci sta. Per fare un turismo destagionalizzato devo creare le condizioni affinché si possa fare. Se lei va a Lorica oggi, lei sa che a Lorica possono venire anche 100 anziani, 1000 persone, ma lei sa che non c'è una farmacia a Lorica. Lei lo sa, e l'anziano che deve fare? Si deve alzare, mettersi in macchina magari sotto la neve e andare a San Giovanni in Fiore oppure a Camigliatello? Quindi cominciamo a conoscere bene il nostro territorio. 1. 2. Ribadisco il concetto, se non si vanno a modificare alcune norme regionali, lei non può decidere di fare il turismo. Se io in pieno novembre mi voglio prendere il sole in un lido, non lo posso fare oggi, perché la legge mi impone 120 giorni. Seconda cosa di tutti. Dovrebbe saperlo fare. Terza cosa di tutti. Allora, andiamo verso... A me non mi piace definirli anziani. Va bene, perché è un modo, non è bello, ok? Chiamiamolo il silver turismo, ok? Il turismo d'argento. È un altro modo di presentazione. È vero che ci sono realtà dove si sono creati dei borghi, no? Dove stanno, convivono, stanno bene, svernano, ci siamo. Ma la sanità? Noi abbiamo una sanità che è al collasso. Dobbiamo garantire un sistema sanitario adeguato? Ecco perché dico, prima di mettere in moto la sua idea di Calabria, bisogna conoscere bene tutti i sistemi della macchina. E non li conosce bene? Non lo so ma fa l'imprenditore turistico. Ma lo farà, ma nessuno mette in dubbio che lui non faccia l'imprenditore turistico o che non sia bravo a fare l'impresa turistica. Ognuno di noi ha una propria visione della Calabria. Lei l'ha
la democrazia è anche la libertà. E noi in questo momento stiamo, almeno io come presidente di consorzio e gli associati che lavoriamo tutto l'anno, no? Perché sa benissimo che la cantieristica nautica e la portualità non dura 2 mesi. Troviamo degli app e diciamo la Calabria è un villaggio turistico naturale. Dobbiamo metterla nelle condizioni, soprattutto per i ragazzi, per le imprese che ci sono, nelle condizioni di fare. Quindi abbiamo una serie di step obbligatori, ma ci siamo resi conto che domenica abbiamo avuto un po' più di pioggia e interi posti della Calabria sono straripati fiumi, torrenti. Abbiamo una terra chiamata Calabria che è fragile e noi dobbiamo tutelarla, ma vi dimenticate un po' di tempo fa dei turisti, 2 anni fa mi sembra che è successo, dei turisti salvati a Vibo su un gommone? Allora, se io devo creare prima le condizioni e poi posso dire questa è la mia terra. Però Nucera lancia delle idee, delle proposte, ma quelle proposte, io voglio sapere, quelle proposte secondo lei risolvono il problema? Non risolvono il problema. Quando vado a costruire una casa devo creare le fondamenta, comincio a costruire i piani e poi metto il tetto. Non posso pretendere di mettere un tetto senza le basi. Nucera mette il tetto senza le basi, senza le fondamenta, come immagina? Ma scusi, allora io sono un turista, allora diciamo sono un turista, ok? Arrivo in Calabria, non sono un turista silver, sono un turista giovane, scendo le scale del villaggio del signor Nucera, scivolo e mi faccio male, c'è un'alluvione in corso, le strade non sono percorribili, devo trovare un ospedale, ma ci rendiamo conto? Direttore, allora, guardi, creiamo le condizioni e sviluppiamo il turismo è legato alle... Lei ha le idee di recuperare queste immagini della Calabria? No, non sono interessato a rispondere a delle affermazioni, perché basta, chi mi conosce, la mia storia imprenditoriale di 40 anni dimostra quello che ho realizzato e continuerò a realizzare. Chi si perde nei dettagli, nelle sfumature, non crea né prospettive di sviluppo e non dà risposte a chi cerca un lavoro. Bene, io penso che la sanità sia l'elemento importante che dà il senso di civiltà di un popolo, perché quando mi interfaccio con il mio collega tour operator tedesco, russo, tra le cose che mi chiedono è: ma l'ospedale più vicino dov'è? Ma è naturale che lo chiedano, perché se un turista si sente male bisogna dire, sai, a 15 km c'è l'aeroporto, c'è l'ospedale, ma un ospedale che uno entra malato e esca sano. Noi abbiamo 10 anni di commissariamento della sanità in Calabria, ma si può continuare? Adesso ci hanno portato un generale a mettere a capo, arriverà poi il generale, l'ammiraglio di corpo d'armata, non è la strada da percorrere. La politica non può interessarsi di sanità, perché la politica ha fatto affari e clientele con la sanità. Sul grado di attenzione del governo verso la nostra bellissima regione, alluvione della settimana scorsa, da Melito a Sibari, grandi danni. Io ho incontrato, perché vado in giro, un pastore nelle campagne di Cutro che piangeva. Mi ha portato, siamo andati nel suo ovile, il capannone portato via dalla tromba d'aria gli ha ammazzato 50 pecore. Nessun parlamentare ha fatto un'interrogazione, nessun uomo della regione è andato a parlare, non con questo pastore che forse nemmeno si sapeva dell'esistenza. Però adesso siamo un po' usciti fuori dal binario, perché mi pare che ma è legato perché se il pastore non riceve una risposta, chi fa il formaggio? Come si crea questo binomio agricoltura, agroalimentare col turismo? Cioè è una visione, per questo io ho una visione alta, volo alto. Quindi la Giannuzzi si perde in piccoli dettagli, diciamo. Però forse dimentica che i dettagli fanno la differenza.
Però una visione Vi diversa. lasciamo I dettagli fanno la differenza. c'è la struttura, Allora c'è la struttura della burocrazia, degli uffici sì, che sì. poi completano la costruzione, il palazzo. E allora la struttura perché c'è? Poi Una ci metti i struttura, dettagli gli dentro. uffici. Organizzi e poi Che- ci metti sì. i dettagli. Il politico deve dare una visione, un programma, deve andare a creare, a far sognare. Sai che mi ha detto un collega imprenditore quando sono sceso in campo? Nucera, facci sognare. Filmiamoci qui. Può sognare. Guardi, fino ad oggi tutti i politici... Non sono un politico, dottoressa, io sono un imprenditore Allora, prestato fino a alla prima politica. ha detto che non era un politico, adesso prestato è un alla politica. Siamo in linea? Sì, siamo in diretta. Oh, in diretta, io sono un imprenditore E perché che ho fino ad oggi deciso che cosa abbiamo di mettermi da Confindustria il 26 giugno e scendere in campo perché sono stanco di vedere questo grande patrimonio di Calabria che abbiamo buttato lì, che non viene utilizzato con tutte le sue potenzialità. Questo io sono, Ecco. uomo del fare. Ma penso che un po' tutti i calabresi, no? Amino la propria terra dove vivono e sono tutti Non è pronti, così, perché tutti pronti perché a prima ha detto cose diverse. Lui dice che c'è il calabrese che non ama la Calabria, il calabrese che parla male della Calabria, e per me questo è inconcepibile e impensabile, che un calabrese parli male della propria terra. Può parlare male della situazione che sta vivendo in questo momento, ma non perché il calabrese ha delle radici forti, è attaccato alla sua terra, ok? Primo punto. Secondo punto, abbiamo parlato della sanità, abbiamo parlato del decreto, dobbiamo trovare la soluzione. Nucera dice lei si ferma ai dettagli però, Cioè, Non sono i dettagli. Allora, la differenza qual è? Sono i dettagli. Mi spiega cortesemente il dottor Nucera la differenza che può passare tra un capo di abbigliamento fatto in Cina e un capo di abbigliamento marchiato, brandizzato Made in Italy? C'è il dettaglio, la differenza, la sartorialità, il bottone diverso, la cucitura a mano, non della grande industria. Quello è quello che fa la differenza. Se no facciamo un facsimile fatto male e ricopiato male. Un modello ok? da importare non serve. Non serve un modello da Non importare serve. perché noi abbiamo da esportare, il nostro Non serve un patrimonio. modello da importare. Noi dobbiamo esportare il nostro patrimonio, non importare. Noi abbiamo medici incompetenti, professionisti, persone capaci, abbiamo un'università che è una fra le prime in ingegneria. Abbiamo economia, abbiamo tutto. Bisogna mettere questo tutto in carreggiata. C'è la regione, benissimo, bisogna capire i gap quali sono perché i fondi rimangono bloccati, quindi vengono impegnati e non spesi, e andare lì, quello è il dettaglio che fa la differenza. Per quanto mi riguarda, visto che il dottor Nucera si vuole candidare, capire quel dettaglio perché i fondi sono impegnati e non sono spesi e metterli in regime affinché io rimetto faccio ripartire la Calabria, le due locomotive, turismo ed agricoltura. E devo creare le condizioni tali per far ripartire. Ma il progetto che hai in mente, secondo lei, non può funzionare? Il progetto che hai in Ma mente il non sogno, tutti abbiamo un sogno, ci mancherebbe, se uno non sogna non vive più, ognuno sogna, e questa è la libertà di sognare. Sogniamo una Calabria diversa? Bene, però dobbiamo creare le condizioni affinché questa si fermi Calabria qui. possa... Lei sogna solamente allora, secondo me? Sarei un sognatore. Se non avessi realizzato quello che ho realizzato sarei stato un sognatore. I fatti lo dimostrano il contrario. Io sono uomo del fare. La mattina in genere mi alzo alle 6, ma molto spesso, in questo periodo anche prima, perché ho tante cose da fare. Ma siamo una famiglia operativa. Mia moglie mi dice spesso, ma quando sento qualcuno che non ha cosa fare, dice io non ci credo, perché dalla mattina alla sera ho sempre qualcosa da fare nell'azienda. E allora, questa Calabria che io intendo portare nella cittadella, coinvolgendo la burocrazia, coinvolgendo i dirigenti, perché non possono essere solo attaccati, accusati di non fare, di buttare la palla fuori. Una macchina per camminare deve essere completa di tutte le sue parti e la burocrazia fa parte di questa macchina. Dov'è il cuore?
della macchina Calabria. E dov'è? Nel turismo, nei turismi, nella portualità, 800 chilometri di costa con pochi porti turistici. Lì c'è il cuore. Lì c'è il cuore, c'è il territorio all'interno. E a San Luca ho presentato lo sportello, come a Santa Cristina Aspromonte e Antonimina, lo sportello in forma impresa al lavoro, perché abbiamo visto che ci sono 110 possibilità, iniziative da mettere in campo per dare lavoro ai giovani e per far modo che Quindi non una vadano politica via. pragmatica, diciamo. Pratico, non da sognatore. Sognatore nel senso che ho le Allora è idee, che pragmatico. sono rivoluzionarie, e la rivoluzione già è un fatto concreto. Perfetto. In questa terra dove anche sogni ci hanno rubato. Quindi c'è pragmatismo nel progetto politico. Lui è l'unico uomo calabrese del fare. Tutti gli altri calabresi non siamo del fare. Parliamo degli 800 km di costa, facciamo ogni 14 miglia porti perché i porti servono, però poi se non ci metto il contenuto il porto è inutile. Continuiamo a rovinare la nostra costa. Allora, abbiamo i porti? Sistemiamo i porti che abbiamo, perché porti in Calabria ne abbiamo. Zona tirrenica, ma perché parlo della zona tirrenica? Perché è quella che ha più rischi. Abbiamo il porto di Amantea. Porto di Amantea perché l'entrata del porto è stata fatta male, ha rovinato un'intera costa. È progettato un altro porto, il porto di Nocera, Falerna. Allora tutta la costa giù di Falerna non esisterà più. Allora cerchiamo di rendere efficiente ciò che abbiamo in tempi brevi. Passiamo dal sogno ai fatti e cerchiamo non di importare, di esportare il nostro territorio e di renderlo un territorio vivibile. E dove calabresi di buona volontà, calabresi, donne e uomini del fare ce ne sono e ce ne sono una valanga. Dopodiché capiamo in regione dov'è il blocco affinché i fondi si mettano a regime e siano spesi, perché un blocco ci sarà. Io non penso che nessun governatore mantenga volontariamente dei fondi fermi, o sbaglio, e veda la sua terra. Quindi è una questione di burocrazia, diciamo. Ma sì, ma la burocrazia deve essere snella. Uno in 10 piani della regione non può fare il giro per trovare una pratica. Esistono i nuovi metodi, attuiamoli. Ci sono dei fondi, sono fermi. Perché sono fermi i fondi? Perché non vengono investiti? Perché non vengono spesi? Sentiamo che pensiero invece Nucera ha sulla burocrazia. Come Ma già l'ho detto, i quindi. burocrati, non uso questo termine non in senso spregiativo, diciamo i direttori, i dirigenti devono essere coinvolti nella nuova Calabria che io intendo portare avanti e realizzare. Quindi essere copartecipi, diciamo, del progetto. Con premi per chi lavora e con provvedimenti per chi butta la palla fuori e non dà risposte al cittadino, all'imprenditore. Ma la burocrazia è un problema secondo lei o no? È una risorsa che va utilizzata. Certamente può diventare un problema se non si riesce a comunicare. Io volevo tornare un momento sui porti. Sì. Nel 2003 ho aperto la funzionalità del porto di Amantea, facendo partire da quel porto, che era fermo e chiuso, le mini crociere per le isole Eolie. I porti sono fondamentali per la crescita della nostra regione. Più porti ci sono, più opportunità di lavoro, di occupazione si possono creare. Noi siamo un punto di passaggio verso l'Oriente, verso la Grecia, verso la Turchia, di andata e di ritorno, e quindi chi arriva lascia risorse. Certamente il porto di Roccella, un'eccellenza, sempre pieno, ma lei lo sa che quando arriva il turista a Roccella e scende dalla barca ha difficoltà di andare a Gerace, a Locri, a Stilo, a tutto quel bellissimo comprensorio che è ricco di risorse. Non sono mezzi pubblici. Mezzi pubblici, quindi lì deve intervenire la Camera di Commercio ho capito. Per dare la possibilità di mettere azioni di collegamento, perché chi arriva in genere, chi va in barca, i soldi ce l'ha, gli piace andare a cenare a Mammola per assaggiare lo stocco o a visitare la vallata della Mendolea, gustare i prodotti del bergamotto.
È questo quello che Nucera intende fare, un'integrazione, quelle rotelle di cui parla Nucera creano questo meccanismo di insieme. Nucera non guarda i dettagli, li lascia agli altri. Ma con quali soldi si possono fare queste cose? Quali soldi? Anche la Camera di Commercio ha i nostri soldi. Invece di darle in consulenze che non creano ricchezza, che non creano economia, c'è stata l'associazione Ionica Holiday, un'associazione storica di promozione del territorio, ha chiesto un contributo alla Camera di Commercio perché si mettessero insieme trasportatori per portare in giro i turisti nella Locride. Non è stato fatto. Niente. Ma lei pensa che un presidente di regione, un presidente imprenditore, con l'esperienza e le conoscenze che ha Nucera, non avrebbe chiamato questo presidente della Camera di Commercio e dirgli: amico mio, i soldi sono quindi un degli presidente che interviene direttamente, un presidente che segue sta direttamente in contatto, chiamando anche di noi. Ci siamo capiti Chi perfettamente. deve dare risposte ai calabresi, uomini del fare, cittadini, Quindi artigiani. immaginiamo questo presidente che controlla praticamente Quello che è tutto, possibile. quello che è possibile. E così si può andare avanti. No. No. No, non si può andare avanti così. Cioè, ma si immagina che noi andiamo a fare ogni 14 miglia dei porti. Ho parlato del porto di Amantea, può far traccare tutte le navi da crociera che vuole, quello è un porto rifugio, prima cosa di tutti. No, ma non è un porto. Posso specificare? No, mi deve fare finire. Le mini crociere, isole Le eoliche, mini crociere, è venuto nei miei riguardi, non so cosa fare. No, mini crociere. Io parlo chiaro in italiano. Ho capito, Non fraintenda benissimo, ho quello che errato dico. io, ho compreso male io, va bene, le mini crociere per le isole eoliche, benissimo, hanno avuto sicuramente dei risultati, poi non so se si sono fatti o si continueranno a fare. Io un anno ho operato lì. Poi per non andare in compromesso con l''ndrangheta sono andato via, per darle tutta la spiegazione del modo come Nucera opera. Ha avuto come è problemi. andato via dalla zona itropea, sempre per l''ndrangheta e per la mafia, per non scendere a compromessi. Io sono un uomo, un imprenditore e sarò un perché alza la presidente voce? Ma che perché non alza la scenderà voce? mai a compromessi con i malfattori, con i mafiosi, con gli 'ndranghetisti. Questa è la mia linea, la mia condotta di imprenditore e di cittadino Ha calabrese. subito minacce lì? Dove? A Mantea, certo, sì. a Zambrone. Gestivo un villaggio, il mio cameriere, il mio dipendente ha sbagliato, doveva andare a prendere il pane e l'indomani mattina ho avuto i vetri rotti del pulmino. Sono andato via, non era la mia proprietà, gestivo quella struttura, ho consegnato le chiavi e sono andato via. Ho investito a Sellia, dove dal 2007 vado avanti, sto investendo tanto e nessuno è venuto mai a rompermi. Ho capito. Siamo in chiusura. Il porto di Amantea, mi fa finire il discorso del signor Nucera, quel porto si è mangiato totalmente una statale 18, se la Ma ricorda? tutti i porti sono stati fatti male. Salina Ionica, c'erano 1 chilometro E di allora costa, mi spiega perché erosione. io devo andare a spendere altri... Perché si danno incarichi a Sì, gente che non ha allora, la io professionalità non per devo... fare i porti, perché non si può dare a un Dottor architetto Nucera, la innanzitutto- progettazione di un Dottor porto. Nucera, lei deve lasciare Sono cose parla- scientifiche fatte all'Università della Calabria con gli studi sulle correnti. Lì bisogna andare Facciamo nelle finire, università e facciamo- centri No, di allora, ricerca per facciamo affidare finire. gli Allora incarichi. uno evita di parlare con lei, di discutere con lei, perché lei non fa finire le persone di ragionare e alza anche il tono di voce ed è estremamente Il mio modo di maleducato. parlare, il mio modo di parlare, se le Allora, piace questo è... No, perché si lei in un confronto con me. pubblico, lei in un confronto pubblico deve rispettare l'altra parte. Assolutamente. Andiamo Ok, avanti, andiamo allora avanti. io sto Andiamo dicendo, avanti, andiamo allora avanti, io andiamo sto- avanti. io le sto Andiamo dicendo, avanti, io sto dicendo solamente che Il non mio modo vedo la di- necessità, Andiamo avanti. io non Andiamo vedo la necessità di andare a costituire altri porti se io non metto nelle condizioni di vivere i porti e renderli efficienti quelli che ho. Abbiamo un porto che è il porto di Diamante, che è l'unico porto che non si potrà mai insabbiare per come è costituito il suo fondale, che è una vita che è fermo ed è l'unico porto all'interno di un paese. Allora, non andiamo a fare i sogni, le piramidi e le cattedrali di Cleope in mezzo al deserto. Quello che abbiamo va messo a regime e va sfruttato. Da lì poi si inizia tutto il percorso. Posso? Per questo sono sceso in campo.
Per quello che dice la dottoressa. Ecco, quindi vi alla trovate. fine Perché ci sono queste ritrovate- insufficienze, incapacità. Noi abbiamo una miniera, va sfruttata. Ecco qui. Questo è il punto. E chi lo può fare? Lo può fare uno che ha esperienza, un uomo che è da zero ha creato un'azienda che sta dando dei buoni risultati. Quindi uomini del fare, artigiani, professionisti, docenti universitari, le intelligenze vive della Calabria vanno messe a frutto, a dare risposte a queste Noi calabresi. dobbiamo chiudere. Questo è il messaggio. Vuole aggiungere qualcosa? Così devo chiudere adesso. Abbiamo solo un uomo del fare in Calabria. Lo Non ha dice lei, io detto sono stato questo, presidente ha di detto. Sto scherzando, sto Confindustria e quindi scherzando. ho collaborato con tanti Anzi, ti imprenditori. do una notizia che è quindi- ti do una notizia che è importante. Lui è stato presidente di Confindustria, no, è nata Confindustria Turismo. A breve, tutte le regioni del sud Italia, nascerà Confindustria Nautica. Brava, complimenti. Quindi tutte le regioni. Anche lei fa qualcosa di positivo. Le prendo atto qualcosa e le la auguro fa. buon Qualcosa, lavoro. qualcosina la Qualcosa fa. la fa. Assolutamente, tante Qualcosina. risorse anche come lei. Lei è una donna capace e quindi sicuramente sta dando e io mi auguro che potrà collaborare anche nella mia squadra dal punto di vista delle idee e delle questa è proposte, un'offerta, perché così. dobbiamo Ma essere quelli Questa è un'offerta. facciamo la rivoluzione. Lucera, questa è Rivoluzione- un'offerta. sì. Questa è un'offerta. Io vado alla ricerca delle è migliori un'offerta. intelligenze, delle migliori professionalità, Che fa? vado Cerca. nelle università a cercare le intelligenze Mi vive. faccia sentire una... Tilio, Che non fai? mi piace il tono. A me piace quando le persone sussurrano, non quando gridano. Io non grido, è il mio modo di essere, dottoressa. Quindi Lei non accetta lei questa non mi proposta. conosce, lei non mi Non conosce. accetta. Siamo Non è, io non ha, è il mio modo di essere, No. di essere forte, verace, uno che Non ha accettato ha la la proposta. passione Lucera, e no. porta questa passione nel mondo del Non ha accettato la proposta di far parte della squadra. Mi dispiace per lei. E mi dispiace per lui che non mi avrà nella squadra. Ha perso un'occasione. Forse. Io vi ringrazio per essere stati con Direttore, me. lei è sempre Grazie. Grazie. in gamba e grazie per Noi la ci sua ospitalità. vediamo lunedì. Arrivederci.